Oggi che mamma mangia? Pesto rosso con aceto balsamico. Mi è scaduto qua, quando hanno tengo? Pesto verde. Oggi c'è da non faccio la mamma mangia. Le tartinables des vites d'artichaut. Originale raffiné, cette crème d'artichaut délicatement relevée d'un point d'ail. Apprezzerà tartiner su des toast o verrine. Et poi également agrémenté délicieusement un risotto o un plat de pâte. Délice d'artichaut. Ah, è pure italiano. E beh, se è italiano, perché scrivi in francese? Facciamo délice d'artichaut. Mais les loups vont manger? Vai a poter la question, si lo vont manger. Dobbiamo prendere un po', sarà la prima che succede qua. Non è male. Bara bavaricana. Non so, non è male. Quindi posso farlo. Facciamo allora questo piatto speciale. Lo andremo a chiamare farfalle delice d'artichaut. Farfalle o penne? Per le delizie d'artichaut. Penne. O spaghetti. Mamma mia. Lo mangio a decidere, vuoi? Spaghetti. Allora, farfalla, penna o spaghetti? Per la delizia d'artichaut. Per me penna, no? Vuoi spaghetti? No, spaghetti è più bello con la capo marulella fresca, ti metto un po' che passano nel gol. E voilà, e fai. Cazzo, scaduto questi spaghetti, penna, no? Mettiamo un po' di penna, va? Allora, quindi come l'ha già fatta? Allora, la già sciogliere con l'acqua. Ingredienti: artichaut 67%, huile de tournesol, huile d'olive vierge, jus de citron, ail, poivre noir. Questo quanto è? 190 grammi di bontà in olio d'oliva. Allora ragazzi, proviamo queste delizie d'artichaut. Prima di tutto andremo a sciogliere con un po' di acqua calda la nostra delicia d'artichaut. Guarda proprio un uomo d'artichaut. Manca solo qualche colore tipo rosso, sai? Tipo che avete mangiato per esempio le fasulare, no? E quindi pasta al buon d'artichaut. Andiamo ad aggiungere un po' di colore, andiamo a mettere un po' di timo limonato.
Andiamo a mettere un po' di altra acqua per renderlo veramente cremoso. E poi andiamo a accendere anche sotto il fuoco in modo che otteniamo questa fluidità, questa cremosità che poi dopo può andare bene con le nostre pennette che andremo a mettere al suo interno, però poi dopo ci vorrebbe un po' di colore, altrimenti diventa tutto mono, tutto beige. Vediamo se ci stanno, possiamo mettere al limite sopra dei pomodorini secchi rossi, ma là ci danno una bella sensazione. Ma là capo di mettere pure la pennetta. Speriamo che non mi escono gli insetti. No. Delizie da tissue. Solo con me, diciamo. E dopo facciamo una guarnitura. Meglio che spegniamo, che già sento l'odore è appicciata. Ora abbiamo abbassato totalmente il fuoco. Allora, qui adesso preparo dei pomodorini secchi e ci schiattiamo la coppa per fare pochi colori, pochi masmano co e fa. Abbiamo preso un po' di roba sott'uocchio qua. Continua la cottura qua, continua la cottura. Allora, mo al sughettino là ci andiamo ad aggiungere un po' di queste verdurine. Ci abbiamo aggiunto pure un po' di prezzemolo e un po' di vasi mancola. Allora, gli ultimi 4 minuti. Gli ultimi 4 minuti e facciamo cadere. È delizioso però, ce lo fa paura. Oh, era già essere onesto. Un po' d'acqua e cottura. No. Non ci schiattiamo. Deve essere proprio onesto, è proprio bello. No. Ci schiattiamo qua. Poi ci vediamo là. E voilà. E cominciamo a girare. A spadellare un poco. Voilà, alla fine poi contiamo con il resto delle verdure, un po' che prezzemolo, un po' che vanno è fatto. Voilà, è molto schiaccio, pure un po' che il prosciutto affumicato col tempo, le provole affumicate. Così bella, apprisca. Poi ci schiattano un po' che vanno già. Meschiatelo tutto così e rimane a marino mi stai ospitato. Mamma mia, speriamo che mia hermana che non teneva niente, però un po' così. Ah boh, ma è inutile a mettere un'altra acqua, non posso schiattare questo con l'occhio.
It's wonderful, it's wonderful. Guardate come la prova il sapone. Guardate un po'. Oh, però che buono, faccio lo cazzo. Il mio piatto. E ci ho schiattato male. Ma giù, già lì ce lo proprio la verità. Sono proprio buono. Mamma mia, sono proprio buono. Buon appetito a tutti. Ah, sì, veramente ottimi. In cucina ci vuole solo tanta fantasia e basta. È inutile che fare tutti i professori del cazzo. Maiali.